Per quanto riguarda invece il decreto flussi, che sapete essere in approvazione alla Camera, un decreto evidentemente che va a regolamentare quelli che possono essere gli ingressi in Italia di cittadini stranieri regolari ai fini professionali, ai fini del lavoro. C'è un'importante novità, una novità che nasce in Friuli Venezia Giulia, nasce in particolare dall'esperienza di Monfalcone e quindi dell'europarlamentare, allora sindaco Anna Cisint. Infatti noi abbiamo introdotto non uno ma due emendamenti che sono stati approvati in Commissione Affari Istituzionali alla Camera a firma del parlamentare friulano Graziano Pizzimenti, e che vedono sostanzialmente una restrizione nel permesso di avere dei ricongiungimenti familiari. Esulta la Lega del Friuli Venezia Giulia, protagonista della stretta sui ricongiungimenti familiari per ristabilire le regole sulla questione immigrazione. Un successo politico il decreto legge flussi anche per il senatore Dreosto, che vede ripreso e sviluppato il suo DL 502 del 2023. Questi nello specifico i due emendamenti approvati. Introduce il vincolo di 2 anni di permanenza continuativa e quindi di permesso di soggiorno continuativo per chiunque voglia richiedere che un proprio familiare venga a ricongiungersi con lui in Italia, ma in parte è proprio perché si ricongiungono con familiari, molti familiari che arrivano dall'estero e ovviamente vanno a gravare poi sui costi sociali dei nostri comuni, delle nostre amministrazioni e quindi dei cittadini. Questo è il primo emendamento. Il secondo emendamento, altro emendamento estremamente importante, che pone la condizione della idoneità di quello che è l'alloggio in cui queste persone dovranno andare ad abitare, sia dal punto di vista della metratura, quindi delle caratteristiche per ospitare più di una o due persone quante sono già presenti in Italia, ma anche dal punto di vista igienico-sanitario. Questa è una norma importantissima che, come dicevo, nasce nella nostra regione, di cui andiamo orgogliosi, e che la prossima settimana diventerà alla Camera, sarà approvata appunto in assemblea alla Camera per poi diventare legge quando sarà approvata al Senato.